Conegliano si scopre più povera, o almeno chi gira in macchina per la città è mediamente un po' più povero rispetto all'anno scorso, perché se non si paga l'assicurazione, se non si fanno le revisioni e ci si fa sequestrare l'auto, significa che mancano i soldi per mantenere comunque un bene diventato indispensabile per la vita quotidiana. A rilevarlo la Polizia Municipale di Conegliano, che nell'occasione della festa del patrono ha presentato i dati di un anno di controllo del territorio. Abbiamo registrato nelle statistiche dell'anno scorso un incremento delle sanzioni dovute alla mancata copertura assicurativa e alla mancata revisione. Sicuramente l'incremento c'è stato anche perché abbiamo avuto l'ausilio della nuova strumentazione tecnologica, però è da sottolineare che se questo c'è, forse è dovuto anche alla crisi che sta attraversando il nostro Paese, perché obiettivamente è inconcepibile che un veicolo circoli senza revisione quando sappiamo che costa veramente poco, o addirittura senza assicurazione, con tutti i rischi che ne possono conseguire nel momento in cui si dovesse verificare un incidente stradale. Sono soprattutto i conducenti stranieri ad essere fuori regola, mentre, e forse anche questo è un effetto della crisi, ci sono state meno multe per eccesso di velocità, accesso a zona a traffico limitato, ma anche per utilizzo di cinture e telefonino. Come dire che se i soldi sono contati per mangiare, non ci si possono permettere leggerezze al volante. E tra i segni della crisi anche gli interventi per problemi psicologici, ovvero i trattamenti sanitari obbligatori. Anche questo va a evidenziare un problema, un disagio sociale. Il numero si è raddoppiato rispetto all'anno scorso e quindi con non poche difficoltà operative, perché sappiamo che le strutture per questi soggetti che hanno delle problematiche sono sempre meno, i finanziamenti sono pochi. La speranza sta nel sostegno a queste famiglie in difficoltà. Cercheremo attraverso dei tavoli di coordinamento di poter trovare una soluzione condivisa per risolvere il caso.